Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 26 gennaio. Allora, cerchiamo di sintetizzare un riassunto delle puntate precedenti. Allora, Bolkestein è stato un provvedimento che per chi tutela, conosciuta come Bolkestein, una legge europea che è stata recepita anche dallo Stato italiano per garantire la libera concorrenza. C'è stata tutta una serie di passaggi, di contestazioni, di passaggi ai tribunali. Alla fine, alla fine è stato il Consiglio di Stato a decretare che deve essere, diciamo, messa al bando, all'asta le concessioni balneari. Su questo mi sembra che sia gli operatori balneari, ma tutti, nessuno ha detto no, non è giusto che vengano messi all'asta. Diciamo, quello che ancora purtroppo non è stato diciamo, purtroppo precisato con legge è quello di garantire gli investimenti, perché l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, se parlo da praticamente difensore degli operatori balneari, ma non sono né un rappresentante e né pagato dagli operatori balneari, ma siccome viviamo a Chioggia, vediamo una qualità turistica e il turismo è una cosa importante e gli operatori di Chioggia e di Sottomarina sono quelli che investono, allora non creare i presupposti per cui uno possa essere garantito per gli investimenti, si bloccano gli investimenti in pratica e quindi si ferma tutto un indotto che nel Veneto è la prima fonte di ricchezza di tutte le economie, è ancora prima dell'industria, è stato certificato qualche giorno fa sui giornali sia nazionali che regionali. A fronte di tutto questo c'è qualcuno che evidentemente, io credo solo per motivi pubblicitari, ha mandato una PEC, mi dicono che non è stata mandata solo al comune di Chioggia, ma a tutti i comuni del Veneto, al sindaco, all'assessore al demanio, al dirigente del settore urbanistica, all'autorità garante della concorrenza del mercato, all'agenzia demanio direzione regionale del Veneto, all'agenzia, alla guardia costiera, alla regione del Veneto. Mi viene in mente una cosa, ma che si possano mettere sulla spam anche le PEC? Perché mi viene il dubbio se, perché veramente io credo che certi sarebbero proprio a metterle nello spam. E questi praticamente, vi risparmio tutta la pappardella, sono 7 pagine, praticamente diffidano il comune in persona del sindaco in ottemperanza a quanto previsto dalle norme, che non è vero perché le norme in questo momento permettono il fatto di rinviare fino ad alcuni fino a aprile, perché il governo ha risposto alla procedura di infrazione che era in piedi con l'Unione Europea, spiegando i motivi per cui, adesso Presidente non ve le ripeto, per cui non si possono mettere oggi all'asta le concessioni in pratica, e quindi diffida e invita in premessa a annullare la delibera comunale della giunta comunale numero 791/2024 che abbiamo citato altre volte, che come che il comune di Chioggia ha fatto seguendo anche altri esempi. Il primo è stato in Italia il comune di Venezia, che per dare una certa, diciamo, sicurezza agli operatori anche per questa stagione li ha rinviate tutte al 2024, perché devono fare tutta una serie di procedure e tecnicamente gli uffici non le possono fare in pochi mesi. Questa in sostanza è la cosa. Detto questo, allora, questa è praticamente, lo dico proprio, una follia che si spiega solo con tentativo di essere reclamizzati, perché questa è la sostanza. Perché se l'imprenditore comparato Andrea a un certo punto vede che sull'albo proprietario online del comune di Chioggia la concessione Pinco Palla è stata rinviata a dicembre 2024 e secondo l'imprenditore Andrea Comparato e secondo quello che legge e magari consultandosi con qualche avvocato dice no, quella doveva essere messa all'asta subito, benissimo, lo può fare, si rivolge appunto al tribunale, porta le carte, il tribunale le esamina, ovviamente prima di fare cosa succede? Che devi pagare l'avvocato e devi fare tutta un'istruttoria. Questi invece cosa fanno? Mandano la PEC e con la PEC credono di poter bloccare tutto, facendo in realtà un danno lo fanno, perché probabilmente a seguito di questa, che verrà sicuramente ripresa da tutti i giornali, io spero che non mettano neanche chi, perché non bisogna dargli zero pubblicità a questi, praticamente qualcuno dirà aspetta un attimo che non si sa come va a finire, quindi invece di rinnovare tutti gli ombrelloni, le tende, magari fare la piscina nuova, aspettiamo ancora di vedere cos'è. E il danno è per tutti, non è per gli operatori balneari, perché per gli investimenti, bloccare gli investimenti vuol dire bloccare l'economia. Hai già fatto il cambio gomme?
Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Sono stati presentati i risultati della ricerca commissionata dalla Fondazione della Pesca in sinergia con la Regione Veneto in merito al granchio blu. La ricerca è stata commissionata lo scorso febbraio al primo accenno di una presenza importante del crostaceo alloctono. Era stato interessato il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia e per lo studio erano stati impegnati 40.000 euro equamente divisi tra i due committenti. La ricerca, che ha studiato la presenza del granchio blu nella laguna di Chioggia nel periodo tra giugno e novembre dello scorso anno, è stata quindi presentata al Consiglio di amministrazione della Fondazione, che vede il sindaco Armelau come presidente. La prima parte della ricerca, che ha studiato il ciclo di vita autunno e inverno, sarà divulgata a breve e consegnata al Ministero. Una seconda parte, che studierà i comportamenti della specie durante la primavera e l'estate, periodo dell'accoppiamento, sarà commissionata dalla Fondazione della Pesca, che finanzierà lo studio con 52.000 euro. L'assessore regionale Cristiano Corazzari ha sottolineato la lungimiranza della Fondazione della Pesca e ha elogiato l'importanza della ricerca, i cui esiti verranno divulgati a livello nazionale nei tavoli interessati. Sono stati studiati i comportamenti della specie sia nei confronti delle prede che delle attrezzature da pesca degli operatori. La prima parte della ricerca, di cui è stato diffuso un estratto dal professor Piero Franzoi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, si è svolta sia in laguna che in mare, nei pressi della bocca di porto di Chioggia, e ha considerato le attrezzature utilizzate per la sua cattura, valutandone l'efficienza, il rapporto tra il sesso degli individui, la fertilità dalle femmine, che rilasciano circa 2 milioni di uova per ogni deposizione. All'abbondanza di cattura di granchi blu è corrisposta una mancanza di granchi da moleca e di masanette, prodotti della tradizione locale, sulle quali la presenza di granchi blu ha inciso negativamente. Se prima del 2023 la specie aveva una presenza sporadica in laguna, come sembrano confermare i pochi dati disponibili, la stessa è aumentata rapidamente nel corso dello scorso anno, soprattutto nei mesi caldi, creando condizioni che potrebbero determinare future ripercussioni sugli ecosistemi e sulle attività tradizionali di pesca, afferma lo studio, facendo notare che il settore ha subito cercato di far fronte compatto per limitare l'aumento del numero di individui, con uno sforzo che andrà per forza potenziato. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. In occasione del Giorno della Memoria, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ne sottolinea l'importanza, definendo il ricordo un debito morale nei confronti delle comunità ebraiche e dei perseguitati dal nazismo. Solo alcuni, ricordati come giusti tra le nazioni dallo Stato di Israele, hanno rischiato la propria vita per salvare quella di decine di ebrei. Tra loro 59 erano veneti, uomini e donne non conosciuti, persone qualsiasi, la cui coscienza li ha spinti al non passare oltre. Chi salva una sola vita salva il mondo intero, ricorda Zaia riportando questa frase del Talmud, spesso recitata in occasione di questa ricorrenza. Per il governatore il coinvolgimento dei giovani, veri protagonisti del presente e del futuro, in questo giorno rimane fondamentale affinché dalla conoscenza dell'Olocausto prendano atto che il male ha segnato la storia dell'umanità, ma anche che ognuno di fronte ad esso può scegliere da che parte stare. Zaia seguirà le celebrazioni unendosi alla comunità ebraica di Venezia, testimoniando la vicinanza dei veneti nel ricordare la Shoah e l'impegno contro qualsiasi forma di antisemitismo. A Chioggia il Giorno della Memoria sarà commemorato sabato 27 gennaio in Corso del Popolo, a partire dalle 10:30, quando le autorità civili
civili, militari e religiose si riuniranno per l'alzabandiera allo Stendardo in piazzetta 20 settembre. Di seguito le allocuzioni dalla Loggia dei Bandi e la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti. Infine ci sarà la deposizione della corona d'alloro anche sulla lapide commemorativa presso la biblioteca comunale, dedicata ai chioggiotti vittime del nazismo nei campi di concentramento. La cerimonia sarà accompagnata dal trombettista della banda musicale cittadina. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Il 27 gennaio 1945 ricorda una data indelebile della nostra storia. È il giorno in cui è venuto alla luce uno degli orrori più tragici della storia umana, l'Olocausto, ovvero la soppressione sistematica e programmata di circa 6 milioni di persone, nella stragrande maggioranza ebrei, ma anche zingari, omosessuali, testimoni di Geova, persone cosiddette antisociali, come mendicanti, vagabondi, oppositori antinazisti, partigiani e tanti prigionieri di guerra. Ricordiamo gli IMI, gli internati militari italiani. Fu l'Armata Rossa, comandata dal generale Ivan Konev, a raggiungere il campo di Auschwitz, un campo che si trova in Polonia, nei pressi di Cracovia, e scoprire l'atroce verità. Auschwitz e Birkenau nascondeva una vera macchina della morte. Quello che sorprende anche quelli che ora visitano questa realtà, varcando il cancello in cui sovrasta la tragicamente beffarda scritta Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende liberi, si sorprendono perché quel luogo di morte fu costruito di proposito, non con capannoni provvisori di legno, ma come una vera e propria cittadella in pietra, e all'interno erano e sono tuttora conservate una quantità enorme di documenti, fotografie, oggetti personali appartenenti alle vittime, valigie, occhiali, scarpe, pettini, quasi un trofeo da vantarsi, non un orrore da nascondere e di vergognarsi. Ho potuto rendermi conto personalmente nel 2007, accompagnando in rappresentanza della città una classe della De Conti, e ho visto i ragazzi quanto soffrivano nel vedere queste cose. Ora, ricollegandosi a quella data, oggetto anche di una commovente canzone di Guccini, il 27 gennaio di ogni anno, a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale, si celebra il Giorno della Memoria, un ricordo che rinnova l'impegno nella difesa dei diritti umani per le generazioni future, e nel tempo che corre non è una retorica. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni tutto per il tuo bambino, detergenti, peluche, giochi. Per la sua pelle delicata vuoi il meglio e alla farmacia San Giovanni trovi i prodotti indicati per la sua igiene e per il suo relax. Alla farmacia San Giovanni trovi tanti giochi e peluche sicuri, adatti alla sua età e con lo sconto del 20%. Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 26 gennaio, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuano i favolosi sconti su zaini e trolley. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti!
Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.